Io credo che se ci sono le condizioni per consentire di lavorare i ristoranti in pausa pranzo a mezzogiorno, le stesse condizioni si possono ripetere la sera. Ovvio che devono essere seguiti i protocolli, devono essere limitati i posti, deve essere garantito il distanziamento, però ricordo che se i nostri cittadini vanno al ristorante a mangiare, vanno in un ambiente sicuro. Diversamente, se si ritrovano in case private, sfuggono da ogni tipo di controllo. La proposta al nuovo governo Draghi stavolta parte dai comuni e non più soltanto dalle categorie. Sono gli enti attraverso l'ANCI a chiedere un cambio di passo deciso, anche perché le prospettive giorno dopo giorno si fanno sempre più nere. Rischiamo sinceramente di perdere dal 20 al 30% delle attività commerciali. Serve chiarezza, serve soprattutto anche una comunicazione efficace e puntuale che consenta ai nostri cittadini di poter organizzare le proprie attività. Chiaro che riaprire la sera non è un liberi tutti, ne sono convinti gli stessi ristoratori e titolari di bar, alle prese ormai da un anno con protocolli molto rigidi. È molto più pericoloso il potenziale rischio di assembramenti nelle case private piuttosto che le cene nei ristoranti, dove comunque la gente è sempre controllata, 4 al tavolo, mascherine e quant'altro. Per la FIPE la questione riguarda anche la regolazione dei flussi. Sicuramente l'apertura serale va nella direzione giusta perché consente ai clienti di distribuirsi nell'arco della giornata. Solo così, continua Sartorato, si possono evitare scene d'assalto come quelle che si registrano nei weekend, discorso analogo per gli altri settori più colpiti dalle restrizioni. Speriamo che tutto questo sia un primo passo anche per altre, poi riaprire altre categorie che si sono messe in sicurezza, che hanno investito e che stanno lavorando su questa cosa qua ormai da mesi. Penso alle palestre, penso ai teatri, penso ai cinema.